Per me la musica è quando soprattutto vedo qualcuno che si esprime e quindi lo strumento è una parte essenziale di questo processo. Costruisco chitarre dal 1987. Ho iniziato per caso, è stata un'opportunità. Ultimamente ho iniziato anche a costruire strumenti con legni locali, addirittura uso il castagno che è segato tra Valli del Pasubio e Recoaro, è nella foresta delle Piccole Dolomiti che è stata certificata. Quindi diciamo che bisogna conoscere il materiale che si usa in modo da ottenere un certo risultato. Ho richiesto di diventare maestro artigiano perché credo che ci voglia un riconoscimento al lavoro che sto facendo. Il maestro artigiano dovrebbe essere una cosa che garantisce la qualità del prodotto o perlomeno di come io lavoro, in che modo io lavori. Per i giovani adesso penso che la difficoltà sia principalmente riuscire a inserirsi, a trovare una nicchia, a trovare il senso per quello che vogliono fare. Perché vedo tante volte, mi pare che manchi proprio il senso che dovrebbe essere il motore da cui si parte. La cosa che a me piace è la creatività di costruire uno strumento musicale che abbia un senso, che abbia una sua particolarità e quindi è una bella avventura.